Vanno ad incidere sicuramente un 20 e 30%, come io come politica della mia attività non toccherò assolutamente i prezzi perché già siamo in un momento di crisi e quindi ho valutato di non andare ad aumentare per questo motivo. In questo caso il rincaro delle bollette non è a carico del cliente perché i prezzi nel nostro caso sono imposti e quindi il cliente pagherà le stesse cose, forse inciderà un po', a quanto ho sentito, per il campionario nuovo incidono i prezzi direttamente essendo il materiale, i tessuti più costosi in questo momento lì forse, ma come riguarda le bollette no, perché è a carico di noi, del commerciante. Ecco, e a voi quanto sarà questo carico in più? Sarà un circa 30%. Salasso che molti commercianti hanno deciso di non far pesare sui clienti, ma resta il fatto che la stangata delle bollette inciderà con un balzo stimato al 40%. L'elettricità può avere un po' un impatto legato soprattutto per le grandi metrature, perché comunque un costo attorno al 30% di aumento delle bollette, però non è la voce di spesa più alta. Sicuramente il gas è quello che preoccupa di più, ma nelle catene di negozi fortunatamente non c'è questo problema, quindi un po' di apprensione ma non più di tanto, ma solo per le grandi metrature. Non saprei dirle perché qua è tutta una sorpresa. Non ci voleva in questo periodo. Direi proprio di no. Necessario l'impegno del governo, chiedono i commercianti. Diminuiranno i guadagni sicuramente, però purtroppo su questo noi commercianti non possiamo farci niente. Solo il governo potrebbe eventualmente contenere i costi, anche perché sappiamo tutti che sulla bolletta buona parte sono tasse, per cui o ci aiuta il governo e se no paghiamo come sempre. Dello stesso avviso anche l'assessore comunale al commercio. All'incertezza legata alla pandemia va sommata anche la forte preoccupazione legata all'aumento delle bollette. Una situazione inaccettabile che rischia di mettere in ginocchio migliaia di famiglie, migliaia di imprese e su cui il governo dovrebbe intervenire subito.